il modo di vestire che aveva e la voce che mi rimbomba nelle orecchie come se l'avessi qui di fianco. Dipendenti e titolari dell'officina FASBA a 2 passi dallo stadio Tenni e dal comando della polizia locale non hanno dubbi su chi possa essere il responsabile del furto subito intorno alle 14 alla riapertura dopo la pausa pranzo. Quell'uomo di bell'aspetto, distinto, ben vestito infatti nelle scorse settimane era già passato qui in più occasioni. Era passata per prendere appuntamento, per fare un intervento al veicolo, poi è passata in un secondo momento con, pensiamo, la scusa di aver perso gli occhiali da sole, è arrivato oggi con, possiamo dire, la scusa del pneumatico rotto e alle domande che noi cercavamo di dare una risposta, ci dava già lui la risposta e questo ci ha un po' insospettito. Però poi abbiamo chiuso per la pausa. Dopo essersi presentato in officina all'orario di chiusura intorno alle 12, l'uomo ritorna alla riapertura pochi minuti dopo le 14. Uno dei meccanici gli chiede di aspettare il tempo di indossare la tuta da lavoro. Questa persona con una scusa gli ha detto vado a prendere una cosa in macchina. Lui è uscita e non è più rientrata. Il mio collega si è un attimo insospettito, è andato a vedere all'interno dell'ufficio e si è accorto che aveva portato via la cassa. Questione di pochi minuti. Assolutamente, penso neanche un minuto. A sparire l'incasso delle giornate di ieri e di stamane, migliaia di euro, anche se la cifra esatta non è stata ancora quantificata, denaro che sarebbe servito a pagare i fornitori. Per chi lavora qui si tratta di un colpo studiato nei dettagli. È una cosa premeditata, anche perché i contatti che ha lasciato non sono più reperibili. Dopo 50 anni di attività, è il primo furto di questa portata per l'officina di via Siora Adriana del Vescovo. Il problema è che c'è il sudore dei miei colleghi, soprattutto perché sono loro che mettono mano sui veicoli, dei titolari che sono 40 anni che mandano avanti un'azienda e che danno lavoro a delle famiglie. Queste cose ti portano a vedere le persone che entrano con un altro occhio. Il titolare come sta? Molto molto provato. Entrambi sono proprio avviliti e amareggiati perché non possono stare sereni neppure a casa loro.